Torna nei nostri studi il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Dottore, ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Il vice sindaco Eligio Grizzo ha parlato di una società ormai, se non del tutto, ma molto e in maniera anche sicuramente sorprendente alla deriva. Lei che è un tutore comunque fa parte delle forze dell'ordine, che società vede, che mutamenti ha visto in questi ultimi periodi caratterizzati da aumento di microcriminalità, aumento di spaccio, lo sballo che ovviamente non è più lo stesso di una decina o di una ventina di anni fa? Beh, è chiaro, giustamente si parla di una società diversa, ma ormai una società, non c'è più solamente l'italiano, il pordenonese nella nostra città di Pordenone. Troviamo una variante di uomini, di persone, di razze che chiaramente comportano culture diverse. E quindi questa multisocietà cambia sicuramente all'interno di un sistema di sicurezza che deve essere visto e deve essere appoggiato con sistemi diversi, con controlli diversi, e quindi abbiamo assistito già diverse volte a dei controlli un po' particolari, perché poi hanno portato al fermo, all'arresto di persone che con l'italiano non avevano niente a che fare. Quindi puntare il dito sempre sullo straniero, questo non è vero, però sta di fatto che ormai tutte le situazioni che si sono create, dalle risse, l'avete visto a Pordenone, dai fermi, dallo spaccio di droga, dai accoltellamenti, lasciamo dietro un anno, da omicidi, commessi da persone che col pordenonese, con l'italiano non avevano niente a che fare. Quindi è poco da nascondersi con quello di dire ma se hai punti sempre il dito, si punta sempre il dito con lo straniero. Il problema è che lo straniero, diversamente dall'italiano, usa una tecnica di, possiamo farlo capire, una tecnica diversa per creare un reato. Quindi sono molto più... Perché sono molto, esatto direttore, sono molto più facili nell'uso, per dire, di un coltello, sono più facili nell'uso di determinate azioni criminose che possono portare a gravi episodi. Fortunatamente la repressione che viene fatta in provincia è una repressione chiaramente con una alta professionalità da parte degli operatori delle forze dell'ordine, e quindi si riesce a marginare questa cosa. Però, sa, io ho sentito prima i politici che sono passati qua. È facile dire i controlli, perché io poi punto nuovamente il dito sulla politica anche il giorno di Natale, nel senso che l'attività di controllo viene fatta dagli operatori delle forze dell'ordine. Ma andiamo a vedere quanti sono gli operatori delle forze dell'ordine, e questo è il problema. Allora, siccome esiste una normativa di feste di piazza, una normativa che ci impone di utilizzare un tot numero di persone, Pordenone è sempre costretta, con costi, perché costa far venire altra gente a Pordenone, aggregare personale delle forze dell'ordine a Pordenone costa, e siamo costretti a farlo. Quindi non ci sono solo i costi per quello che è la festa in piazza, ma nel globale dell'attività della festa che noi dobbiamo garantire, dobbiamo cercare di far passare quelle ore alle persone, cioè la gente deve andare in piazza, deve divertirsi, deve andare nei locali, deve andare in discoteca. Chi può farlo, no? Lo dicevamo l'altra volta, c'è gente che non mangerà il panettone, allora, ma chi può farlo, va a divertirsi, dovrebbe divertirsi in una maniera democratica, mi piace dire così, o civile, ecco, e quindi non servirebbero tutte queste forze di polizia, poi io lo dico sempre, non servirebbero tutte queste forze di polizia se poi ci fosse nel momento dell'arresto, della repressione, ci fosse una certezza della pena. Oggi invece in Italia tutto è consentito, tutto si può fare, e questo a scapito di chi?
chiaramente delle forze dell'ordine che impegnano il loro tempo in piazza, ma sicuramente anche da parte del cittadino che non vede poi la sua soddisfazione. Almeno hanno preso il ladro, hanno preso chi ha coltellato uno. Cioè, cosa succede? Se poi prendono il ladro e il ladro stesso è fuori dopo 24 questo, ore. Non c'è la soddisfazione neanche del reo, insomma. Ma io mi metto anche nei panni vostri, ma chi ve lo fa fare talvolta? Ma questo è il nostro mestiere, chiaramente. Giusto, lei mi dirà, noi vestiamo la divisa, quindi, però neanche da parte vostra se c'è la soddisfazione, se poi il giudice o il magistrato certo, dopo 24 ore certo, dà questo ma è una cosa certamente vera quello che dice, la soddisfazione anche di operare in questo sistema. Io ho visto esco da quello che è la domanda, ma nell'episodio io ho visto una scena, gliela manderò se lei avrà voglia di metterla in onda, di un arresto a Torino dell'altro giorno, non parliamo di un mese fa, dell'altro giorno un arresto a Torino di una persona che aveva tentato una rapina nella metropolitana con un coltello. È intervenuta la polizia, è intervenuto il personale di vigilanza. Vi dovete ascoltare le parole, la prego di mettere in onda in questi giorni questa cosa, quello che dice il poliziotto ripreso dalla solita persona col cellulare, che invece di dare una mano alle forze dell'ordine sta lì a riprendere. Ecco, perché i colleghi sono anche stufi di essere accoltellati. Allora, ci danno lo spray nella metropolitana, lo spray non si può usare, lo può usare il delinquente o il ragazzino in discoteca, poi vedete cosa succede. I 6 morti nell'Ancone. Non lo possiamo utilizzare nei luoghi chiusi, quindi quello che dice il collega fa veramente pensare. Collega che arriva lì con la divisa tutta strappata dal coltello, la gente dice: oh poverino, 5 poliziotti per fermare uno col coltello. Cioè queste... dire, certo. Io il giorno di Natale dobbiamo essere buoni, quindi stiamo qui a discutere di queste cose, però vanno dette perché dobbiamo garantire, ripeto, in piazza la serata, e quindi sicuramente è buona per rifare anche gli auguri. Esatto, e quindi è chiaro che a chi non ci ha visto la settimana scorsa, certo, inizio settimana, io ripropongo i miei più fervidi auguri al personale, sempre prima personale delle forze dell'ordine, ma anche chi da casa o chi va in piazza, a chi mi conosce, insomma un po' a tutti. Grazie a lei, grazie al Cavalier Ruoso che ci ospita e ci dà la possibilità anche di venire qui a dire la nostra. La voce fuori dal coro, esatto, direbbe, per fortuna anche. Va bene, grazie a tutti al dottor Raffaele e auguri Padrone, veramente. Vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ovviamente auguri a chi quotidianamente veste la divisa, dalla polizia fino ai vigili del fuoco, passando per la finanza, i carabinieri, gli agenti della polizia locale, la forestale. Non voglio dimenticare nessuno, esatto, ma anche chi lavora all'interno degli ospedali, come si diceva, anche loro una divisa la vestono, come dicevo lunedì. Una divisa che è purtroppo... E attenzione ancora coi botti, ma ne parleremo il 31. Ma ci mancherebbe. Grazie ancora a Raffaele Padrone. Parliamo adesso di clonazioni di carte di credito, truffatori e malviventi sempre in azione. Blitz questa volta dei carabinieri di Venezia, nei guai finiscono 4 persone.